che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già potrà arrivare a stare con noi. Siamo così, è difficile spiegare certe giornate amare. Lascia stare, tanto ci potrai trovare qui con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche neanche quando ti diremo ancora un altro sì. In fretta vanno via delle giornate senza fine, silenzi che familiarità. Lasciano una scia le frasi da bambina che tornano, ma chi le ascolterà? E dalle macchine per noi i complimenti dei playboy, ma non li sentiamo più se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Siamo così, dolcemente complicate, sempre più emozionate, delicate, ma potrai trovarci ancora qui nelle sere tempestose. Portaci delle rose, nuove cose, e ti diremo ancora un altro sì. È difficile spiegare certe giornate amare. Lascia stare, tanto ci potrai trovare qui con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche neanche quando ti diremo ancora un altro sì. Buonasera, Buonasera. benvenuti. Ciao amici a casa, pianoforte Martina. Wow! Vogliamo sentirvi cantare questa sera. Pronti? Allora! 348 80 40 254 per i vostri messaggi, fotografie, richieste, saluti, applausi. Se non ti vuoi fidare, almeno ascoltami. Di rima nel mio stile non serve a te né a me. Non voglio interrogarti, rinfacciarti quel che fai. Io piuttosto sto cercando chi eravamo noi. Almeno stavolta, almeno ascolta. Almeno stavolta, col coraggio di guardarci in faccia, ridammi l'effetto di un battito nel petto. Sarà che siamo stanchi, sarà il carattere, la lista dei difetti l'hai fatta tu, io mai. Ora smetti di pensare a un problema che non c'è. Dammi
Dammi il tempo di inchiodare tutti i tuoi perché. Almeno stavolta, almeno ascolta. E adesso voglio sentire tutti a casa, ma proprio tutti. Almeno stavolta, col coraggio di guardarci in faccia, ridammi l'effetto di un battito nel petto. Sono qui questa notte, dietro un sì che non parte. Come fa? Almeno stavolta, non ho voglia di guardarci in faccia, sperando che un'ora ti dia voglia di ridarti ancora. E così non so come griderai il mio nome. Se non ti vuoi fidare, almeno ascoltami. Di rima nel mio stile non serve a te né a me. Buonasera a tutti e benvenuti in casa Pireti. Buonasera Martina. Buonasera a tutti. Oh, che bello averti qui. Adesso torni qua però, torni nella tua postazione, vieni. Complimenti, mi hai fatto un medley a pianoforte, ragazzi, che mi hai fatto emozionare. Hai visto? Ma sai perché? Perché? Perché pensavo alla mia mamma Perché? e io glielo dedico. Ah, hai dedicato Ci i primi guarda. due brani I a tua due mamma. brani alla mia mamma perché quando ero piccola li cantavamo sempre in macchina insieme. Oh là, bella questa cosa, bella, brava Martina. 348 80 40 254 il numero per i vostri messaggi, fotografie, richieste, saluti e insomma, come dico sempre, ogni messaggio è un applauso, quindi non vi costa nulla e se vi piace Casa Pireti riempiteci d'affetto. Tra un po' giocheremo, ormai lo sanno già che già nel primo tempo si gioca e quindi andiamo a fare un riassunto dei nostri premi, partendo dal cappellino, passando per la maglietta, un buono benzina che in questi periodi, ragazzi, un buono formaggi buonissimissimi e un buono ristorante in uno dei più bei ristoranti di Torino. Semplicemente giocando con noi quando aprirò il telefono dopo il prossimo brano dal titolo E ritorno da te. E ritorno da te nonostante il mio orgoglio. Io ritorno perché altra scelta non c'è. Ricordando i giorni a un'altra latitudine, frequentando i posti dove ti vedrai, citando i gesti e le parole che ho perso. E ritorno da te
Ecco, mi è mancato tanto questo tuo sorrisone. Senti, proviamo a vedere se qualcuno vuol giocare con noi, chiamando il 378 4080 506. Vediamo se c'è qualche coraggioso. Facciamo entrare le buste, Martina, facciamo entrare le buste. Devi farmi da velina, insomma, questo vero non l'abbiamo provato e quindi sei giustificata. Abbiamo già una telefonata. Martina, andiamo a rispondere al telefono. Pronto? Chi sei e da dove? Ciao Enrico, ciao Martina, Marcello da Caprie. Ciao Marcello, vieni un po' più vicino, Martina. Ok, perfetto. Marcello, sai come funziona il nostro giochino? Assolutamente. Quindi sei pronto a provare ad indovinare il brano? Nato pronto con 15 però, Ah, con 15, quindi una possibilità qualora il titolo fosse giusto. Marcello, questi sono i tuoi 15 secondi, in bocca al lupo! Forza, eccoli! Marcello, non puoi sbagliare. Mamma mia, Marcello, qua allora ovviamente sai che la sto cantando, però io per lei. Per un attimo ho avuto paura che non mi dicessi il titolo, perché molti rispondono e dicono la sto cantando ma non mi viene il titolo. Quindi bravo Marcello. Marcello, ti chiedo solo una cortesia di abbassare a 0 il volume della TV perché ho troppo rientro e di non parlare col viva voce. Vado a zero e non parlare col viva voce, per favore, perché altrimenti abbiamo scusami, ecco qua, ecco fatto, vai. Fantastico Marcello, grazie. E adesso puoi aggiudicarti uno dei nostri 5 premi. Fai attenzione perché all'interno di queste 10 buste c'è la faccina rossa che purtroppo ci saluta. Allora, già so, vediamo un po'. Aspetta un attimo che mi consulto. Vai col numero. Consulta. 5. Chi è che ti ha aiutato? La mia compagna. Come si chiama la tua compagna? Si chiama Lisa e sarà futura tua socia nel canto, ne sono sicuro, a settembre. Benvenuta Lisa, benvenuta. Allora, vediamo un po'. Vediamo, spizzichiamo come a poker. Hai vinto un buono benzina, da 10 euro. Grande. Bravissimi. Al giorno d'oggi è come un condizionatore, grande. Insomma, un piccolo condizionatore, un ventilatore portatile. Ci sta. Mi raccomando, grazie. Mi raccomando un tuo messaggio al 348 80 40 254, nome e cognome, cosa hai vinto. Grazie. Perfetto, grazie, buona serata ragazzi. Ciao Marcello, ciao. Che bella allegria che ha portato Marcello, era bello allegro. Poi c'era Lisa che vedremo cosa succederà a settembre insieme a lei. 378 4080 506 per giocare insieme a noi. Pronto? Chi sei, da dove? Ciao, sono Simona da Valperga. Simona da Valperga, ciao, la mia pittrice preferita. Ciao Simona. Allora, 5 a 15, 15 a 5, 5 a 15. 15, va bene Simona, questi sono i tuoi 15 secondi, mi raccomando, concentrati, eccoli! Mai titolo più azzeccato, Simona. Estate dei Negramaro. Sì, dai che questa sera sbanchiamo. Questa sera sbanchiamo Rete 7 dall'1 alla 10, esclusa la 5. Quale busta vuoi? Dai che voglio un altro premio subito, Dimmi. 4. La 4, quindi che devo togliere 28 lo so. No, aspetta che è caduta la 3. Che... Pensaci tu, io vado a sbirciare cosa c'è nella numero 4. Cosa c'è nella numero 4? Prima abbiamo vinto il buono benzina. Mia cara Simona, purtroppo c'è la faccina rossa per te che ti saluta questa sera. E mi dispiace Simo. Va bene. Grazie per aver giocato con noi. Un abbraccio fortissimo. Ciao, salutami tutta Valperga. Grazie Simona, grazie. Ciao.
E quindi un premio c'era, una faccina rossa, siamo Magari andati a se chiamava la 3 che è trovare. volata giù andava meglio. Sarà il destino, magari il prossimo Vedremo. che indovina chiamerà la 3 e porterà a casa no, è chissà che poi cosa. mi la colpa se non c'è niente dentro. Pronto? Chi sei e da dove? Ciao, Ciao. sono Antonella da Rivalta. Ciao Antonella, ciao Rivalta. Vuoi provare a indovinare con 5 o con 15 secondi? 15. 15 secondi, eccoti i tuoi 15. Sei pronta? Sì. Ok, eccoli qua. 15. No, però stop. Devi abbassare a 0. Stop, fermi tutti. Antonella, gentilmente devi abbassare a 0 il volume della TV. Ok, allora aspetta. Grazie, perché altrimenti ho un ritorno e anche gli altri amici a casa sentono 3-4 volte la stessa nota e diventa difficile. Quindi parliamo io te al telefono. Ci sei ancora, Antonella? Ci sono. Ok, perfetto. Questi sono i tuoi 15 secondi. In bocca al lupo. Crepi. Dai, Anto, che questa canzone è famosissima. Allora. Vai. Titolo è? Non la so, mannaggia. Grazie per aver giocato con noi. Un abbraccio Niente, fortissimo. grazie a te. Ciao, a presto. Ciao Antonella. Ciao. È un brano che ha vinto Sanremo quanto tempo fa? 2 anni fa? 3 anni fa? 3, 2, aspetta. Non mi ricordo perché sono passate 2 vite da quando l'ha vinto. veramente? Dai, ultima telefonata per questo primo tempo. Pronto? Chi sei e da dove? 4 anni fa mi scrive la regia. Pronto? Sì? Buonasera. Sono Lori da Brandizzo. Oh, Lori da Brandizzo, benvenuta. Ciao. Lori, la si prova con 5 o con 15? Ma si prova con 15, va. La si prova con 15. Questi sono i tuoi 15, Lori, eccoli. Dai, proviamo. Vai. Io vorrei sentirla tutta questa canzone perché è bellissima. Però il titolo è? Non lo so perché mi sfugge, però la canzone la so. Sì, peccato, grazie per aver giocato con noi. Ciao. Grazie, Non ciao. importa, Harry. Un abbraccio e un ciao. bacio. Ciao. Io non capisco che gli fai quando arrivi in mezzo, no, è perché c'è proprio una regola, e non solo come dice il teorema, c'è altre regole. Giocheremo dopo, torneremo a giocare dopo. Adesso, Martina, voglio farti una domanda. Oddio. Non c'è nessuno nella vita che ti ha mai detto queste 3 lettere: tu sei mia. Guarda Martina che faccia che fa. No, perché introduce il prossimo brano, cioè che ti dice proprio tu sei mia. Dimmi, no? Sei stato e che effetto ti ha fatto? Vabbè, ok, ho capito. Non sono brava a parlare dei sentimenti. Ma lo dice bene Toto Cutugno in questa canzone della parola mia. Sei l'amico più vero, mi fa compagnia. Che ne sai se mi manca il calore di quell'osteria? Questa azzurra malinconia solo tu mandi via. Che ne sai quando parlo alla luna cosa dico di te? Che ne sai quando cade una stella desidero te? Questa azzurra malinconia mi dice sempre che tu sei mia nel mio pensiero, mia sul tuo sentiero.
quando tu non ci sei. Che ne sai se mi giro nel letto e qui ti vorrei. Questa azzurra malinconia mi dice sempre che tu sei mia, mia quando ti svegli, mia quando sbadigli, tu sei mia, mia giù per le scale, mia quando stai male, tu sei mia, mia le tue scemate, mia le tue risate, tu sei mia, mia la stazione, mia con un gettone, tu sei mia, mia con un panino, mia un bicchiere di vino, tu sei mia, mia tra le coperte, mia le braccia aperte, tu sei mia, solo tu solo mia, solo tu sei mia. E noi torniamo subito fra 2 minuti e mezzo con un brano pazzesco, ma dico davvero, davvero pazzesco, da non perdere, subito dopo la pubblicità. Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme. E magari non sarà nemmeno questa sera, e me l'ha detto la signora affacciata al quarto piano con la sigaretta in bocca mentre stendeva il suo bucato. Le ho risposto che vorrei, 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 vorrei tornare a quando ci bastava ridere, piangere, fare l'amore e poi stare in silenzio per ore fino ad addormentarci sul divano con il telecomando in mano. Non so più come fare senza te, te che mi fai vivere, dimenticare, tu che mentre cucini ti metti a cantare, e tu chiamala se vuoi la fine, ma come te lo devo dire, sta vita non è vita senza te. Ma sai che questa sera valor da nostalgia, mi accendo la TV solo per farmi compagnia, che bella tiritera, ti sembra la maniera che poi mi lasci qua, ti cerco ancora in casa quando mi chiude la schiena e metto ancora un piatto in più quando apparecchi a cena. So soltanto che vorrei, 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 sì vorrei, vorrei tornare a quando ci bastava ridere, piangere, fare l'amore e poi stare in silenzio per ore fino ad addormentarci sul divano con il telecomando in mano. Non so più come fare senza te, te che mi fai vivere, dimenticare, tu che mentre cucini ti metti a cantare, e tu chiamala se vuoi la fine, ma come te lo devo dire, sta vita non è vita senza te, ma chissà perché. Oh, sta vita non è vita senza te. Magari non sarà, magari è già finita, però ti voglio bene e
ed è stata tutta vita. Oh, piccola che ti... siamo andati via, Paolino, Siamo rimettiti. fuggiti. Cosa sto facendo, Paolino si è emozionato perché è la sua canzone preferita. Ah, ecco, quindi ecco. sarà stato preso da un'enfasi di emozione. Di cosa sta scrivendo? Sta scrivendo che arrivano ora tanti messaggi dal Salento, quindi sono salutiamo tutti gli collegati amici di Lecce, gli amici di Lecce. Chissà se gli amici di Lecce hanno il coraggio di giocare insieme a noi. Prendi il tabellone, Arrivo, fammi vado. da velina che apro ufficialmente di nuovo le telefonate per questa sera per giocare con noi al 378 40 80 506 per portarvi a casa uno di questi 5 fantastici premi. Sono solo più 4, è rimasta la maglietta, è rimasto il cappellino, è rimasto il buono formaggi da 20 euro e il buono ristorante da 50 euro. Vediamo se c'è qualcuno che vuol provare, che è lì, che dice ma proviamo, giochiamo stasera, non giochiamo stasera, giochiamo domani. Dai che avete il 50% di possibilità di vincere, mi raccomando. Vediamo se chiamano, perché poi sono tutti timidi, non chiamano. Poi parto con la canzone e arrivano 10 telefonate. Ragazzi, o chiamate adesso o chiamate più. Ora o mai In più. 5, 4, 3, 2, 1. Niente, non chiamano questa sera, va così. E allora, sai cosa ti dico? Gli facciamo ascoltare una canzone. Sì. Una canzone molto particolare, perché a volte nel buio di una stanza, quando dormi... vedi che chiamano? Eccolo Allora, qua. va bene. Il pippone sulla canzone lo faccio dopo. Pronto, chi sei e da dove? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, devi abbassare a 0 il volume della TV per cortesia? Buonasera. Buonasera. Me l'ha abbassato il volume della TV? Sì, Brava, come ti chiami e da dove? Alessandra da Torino. Ciao Alessandra, Ciao. ciao. Allora, provi a indovinare con 5 o con 15 secondi? Ok. Ok, perfetto. Dimmi solo se vuoi provare a indovinare la canzone con 5 secondi, avere 2 possibilità, o con 15 secondi averne soltanto una. Con 5 secondi. Wow, Temeraria. Alessandra, brava! Così, only the brave, si rischia. Questi sono i tuoi 5 secondi. Sei pronta? Vai. Vado. Però dovete abbassare il volume della TV, ragazzi. Io ve l'ho fatte sentire 5 secondi, difficilmente vi arrivano, perché non si può. Alessandra, dimmi tu se hai indovinato il titolo, provaci. Oddio, non lo so. Non ho sentito bene. Per forza, perché nel momento che io faccio partire la base, se avete la televisione alta vi arriva il ritorno, quindi è un vero pasticcio. Grazie per aver giocato con noi, un abbraccio fortissimo. Ciao, grazie. Ciao. Ve lo dico, è fondamentale. Una volta che prendete la linea dovete abbassare a 0 il volume della TV. Io lo so che tenendo il volume della TV alto magari ci sono qualche applicazione che vi aiutano a indovinare il brano, ma tanto parenti, arriva comunque in intorno. ritardo. Dovete appoggiare il telefono all'orecchia e cercare di carpire ogni singola nota. Andiamo a rispondere. Pronto? Chi sei, da dove? Eccoci, sempre Massimo da Buttigliera d'Asti. Ciao Massimo! Ciao Massimo! ragazzi. Molto bene, Massimo. Ci riproviamo anche questa sera con 15 secondi. Con 15 secondi. Sei pronto? Vai. Questi sono. Vai. Massimo, ti abbiamo anche aiutato che abbia lasciato il titolo della canzone in onda. Però era già arrivata nostra figlia Camelia a dire per sempre sì di Salda Vinci. E io non ti dico per sempre sì, ma ti dico sì questa sera. Bravo! Bravo! Grazie. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 per portarti a casa uno dei nostri premi. Vai! La 5 non c'è? La 5 è qua, però non posso.
1, 2. La 1. La 1. Oh, vediamo un po' cosa troviamo nella 1. Vediamo. Ai. C'è la faccina rossa. C'è la Non fa tanto niente. la tanto No. odiata faccina rossa. Vabbè, però mi faccio un po' d'animo. Grazie lo Nessun stesso. problema. Ciao ragazzi, buona serata, buon lavoro e resistete con questo caldo. Ciao, Ciao, grazie. grazie. Ciao. La faccina rossa. Comunque stasera tutto Sanremo stiamo facendo. Vabbè, ma Sanremo d'altra parte per questa Perché trasmissione Sanremo che e Sanremo. Ah no. No, guarda in camera e fallo, vai, guarda in camera e fallo. Ti stavo raccontando del brano che volevo cantare adesso. Adesso ti richiamano per farti No, dire ma giocheremo forse nel terzo, quindi gava le buste. Brava Martina, brava. Praticamente ci sono certi momenti nella vita di una coppia che avresti voglia di dire tante cose, soprattutto quando sei coricato a letto con la persona che ami, no? E con la luce spenta, magari mentre abbracci il cuscino vorresti dire tante cose, magari vorresti anche confessare un tradimento, magari vorresti dire, però poi spera di no, non nel ti osi svegliarla. E quindi il prossimo brano si intitola Quel che non si dice. Resta qui, dove vai? Resta qui, guarda la cara, perché puoi andare via, vai via, torni. Stai dormendo e sto abbracciando il tuo respiro e ti guardo senza accendere la luce. Nella pausa di riposo dell'amore. Paolo, mi metti a posto l'inquadratura che fuori non si capisce nulla, grazie. Per esempio, che mi sono innamorato dal primissimo minuto, non sapendo chi eri tu. Noi ci siamo presi al volo tra la gente, poi t'ho chiesto andiamo fuori a respirare. La città sposava al buio con le luci. Tu m'hai detto non mi offendo se mi baci. Ed io pensai se questa donna travolgente mi ha capito in un istante, forse è lei la libertà. Poi sai che io non apro facilmente il cuore, che con me a volte non si può parlare, ma per te mi giocherei qualunque vita. Tu sei tu, con niente addosso ben vestita, giuro, tu sei per me la prima attrice, ma anche questo non si dice. Penseresti a una bugia? Sì. Stai dormendo e sto abbracciando il tuo respiro. Importante. La mia testa col mio cuore han fatto pace. Non mi son sentito mai così sincero e non so dirti che cos'hai che non mi piace. Lo sa il mondo come tu mi hai trasformato, passo passo mi hai insegnato quanto amore c'era in me. Ti piace? Bella canzone. Poi so che tu lo apri facilmente il cuore, che per me andresti anche a rubare. Senza te sarei un'arma carica e smarrita, ma non sai che in una notte disperata ero solo, tu non c'eri e ti ho tradita, ma è storia vecchia, acqua passata, non si dice, non lo sai. Stai dormendo e nel silenzio ti confesso che avrei voglia di svegliarti, amarti adesso. Vorrei dirti tutto quel che non si dice.
ma potrei farti del male e mi dispiace. I Pooh, cosa hanno scritto i Pooh? Cosa hanno scritto i Pooh? Signore e signori, prima della pubblicità, il mio giorno migliore, sulle mani a casa! Viaggerò fino al mare, passando dal sole, tu mi vedrai, vengo a prenderti. Quanto costa l'amore nel telegiornale, non crederci, vengo a prenderti. Quanto costa un cuore per dirsi felice di vivere, tu sorridimi, dammi 24 ore che vengo a cercare tra Venere e le lucciole. Dimmi cos'è questa luce che viene dall'anima e mi fa ballare. Dimmi cos'è che distende le pieghe dell'anima. Dimmi cos'è, è il mio giorno migliore, 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 migliore. Viaggerò senza sosta qui nella mia stanza e tu ci verrai, sto aspettandoti. Quanto costa la guerra se non c'è speranza di vincerla? Devi arrenderti, a me basta trovarti stanotte ai confini dell'essere o non essere. Dammi un attimo, arrivo, mi vesto di scuro, tu mi vedrai, vengo a prenderti. Dimmi cos'è questa luce che viene dall'anima e mi fa ballare. Dimmi cos'è che distende le pieghe dell'anima, questa voce che mi parla di te. Dimmi cos'è che distende le pieghe dell'anima. Dimmi cos'è, è il mio giorno migliore. È il tuo giorno migliore! Brava, brava, brava. Vabbè, ma quando vieni qua io dico sempre che questo è il mio posto felice e automaticamente il mio giorno migliore. Pubblicità, poi tutti, ma proprio tutti i loro messaggi, ma tutti. Pubblicità. Eccoci qua, dove vai? Ma dove vai? Sei staccata al cavo. C'è stati 2 minuti e mezzo di pubblicità, sei staccato il cavo. Guarda. Ah. Signore e signori, Martina, è qualcosa di No, ma è il bello della spettacolare. Casa Peretti è guida semplice per cantanti, immensamente ricca perché ognuno trova la propria soddisfazione. Saluti, Rotellini Carlo. Beh, noi cerchiamo, collegandomi a questo messaggio, cerchiamo davvero di accontentare tutti, pur tenendo un filo, no? Un filo rouge della musica italiana, partendo dagli anni 70 in poi, anche prima. Quindi grazie, Rotellini! Vai Paolino! Caro Enrico, ogni sera ti guardiamo e ammiriamo. La tua capacità di cantare, di far comprendere il testo e di arrivare al cuore è incredibile. Ti chiedo una cortesia, oggi io Simona e mio marito. Ah, ok, io Simona, credevo fossi già una cosa a 3 o 4. Ma oggi io Simona e mio marito Luca Vicentin festeggiamo 27 anni dal primo appuntamento. Ma che meraviglia! 27 anni! Ma no, è tantissimo. So che mi hanno richiesto delle canzoni, ma il messaggio era troppo lungo. Sono canzoni che arriveranno in questi giorni, ma permettetemi di farvi gli auguri, perché Tanti 27 anni dal primo appuntamento. Poi è difficile uno che prende la data del primo appuntamento. È strano, è vero. È strano questa cosa. Buonasera Enrico e Martina, anche questa sera avete portato una ventata di leggerezza nelle case di tutti i perettini. Bravi, un saluto da Stefania da Rondissone. Grazie Ciao, Stefania, grazie, una ventata. Ciao Enrico, ciao Casa Peretti, un saluto affettuoso da parte di Michele Gianni da Torino all'Isola d'Elba, bellissima. Ciao Michela, ti amo. Michela, ti amo. E che bella cosa, la Villa degli Ulivi. Ciao Enrico, ancora e sempre grazie per la tua compagnia, Mimmo da Torino. No, siamo noi che ringraziamo voi, senza di voi noi che ci stiamo a fare.
facciamo la trasmissione per la regia. Beh, non apprezzo. Ciao Casa Peiretti, buona serata, sempre al top, bravissima la simpaticissima Martina. Michela da Torino. Ciao Michela! Ciao Michela, grazie. Michela. Brava Martina, ciao Enrico da Elena. Ciao, grazie. Elena c'è, per fortuna che Elena c'è. Ciao Enrico, volevo fare tanti complimenti a Martina, molto brava e molto carina, con simpatia Renata da Piscina. Ha fatto tutta la rima. Ciao, grazie mille Renata. Grazie Renatina, grazie. Così aggiungiamo. Grazie. Buonasera Casa Peretti, bravissima Martina, grande Enrico. A tutti saluti dal Lago Maggiore. Che bello. Prima o poi andremo sul Lago Maggiore. Sì, facciamo una bella gita tutti noi di Casa Peiretti insieme a tutti i fans. Questa sarà una novità che vi spoilerò da ottobre, ma non vi dico nient'altro. Canteremo in mezzo a voi e con voi. Ciao ragazzi, bellissimo inizio di serata con le vostre canzoni e le vostre belle voci. Complimenti Massimo da Venaria. Grazie. Ciao Massimo, grazie. Non potevo dirlo, ma ormai l'ho detto. Ma non aggiungo altro. Che voce super Martina. Un saluto Fabio di Bricherasio. Ciao Fabio, grazie mille. Sei mai stata a Bricherasio? No. E mentre scendi giù vado, torni a casa, e torni a vado. Torino, passi da Bricherasio, cerchi Fabio, sono i Torino, dov'è? Perché vado a Torino? Dove vai dopo? Ad Alessandria. Ma non passi per Torino? Scusa. Pensavo che ti fossi dimenticato di dove fossi. A meno che non hai un aereo privato. Ciao Enrico, sono Tonino da Torino. Complimenti, ti seguo tutti i giorni. Questo è Sky. Che bello! Che bello Sky! Guarda che faccetto! Ha un modo simpaticissimo. Viva Casa Peretti. Grazie amici. Giovanni e Silvia d'Alessandria. Quando mi chiamate amico, io divento matto. Proprio tutti quelli che ci guardano tutte le sere diventiamo amici. Ho il cuore che batte più velocemente. È proprio bello. Ciao Casa Peretti, splendida Martina al pianoforte. Grazie per la ventata di fresco che portate in queste torride giornate, lo dice Alessio. Grazie Alessio. Grazie Alessio. Grazie a voi. Ciao, non ho mai capito perché certi uomini hanno l'occasione della vita davanti a sé, ma non la sfruttano semplicemente per orgoglio. Milena. Milena, mi sa che... Allora, buongiorno dottore al mattino. Al mattino alle 8 circa. Questi problemi di cuore scriveteli al mattino. Io ho già i miei, non riesco a risolverli. Voi abbiate i vostri. Secondo me dobbiamo aprire una rubrica. Una rubrica? Sì. Piccoli problemi di cuore. Sono piccoli. Facciamone un pezzo, aspetta. Sono piccoli problemi di cuore dati da un'amicizia che fa solo rumore. Bella. Che canzone. Abbiamo anche già la sigla, siamo a posto. Grazie per le belle serate che ci regalate. Lilli da Rorà. Ciao Lilli, ciao. Ciao Enrico e Martina, grazie per aver cantato Balorda Nostalgia. Un abbraccio dal vostro fan numero 1. Post scritto, i formaggi erano buonissimi. E lo so, noi tutti i nostri sponsor, ma proprio tutti i nostri sponsor che vedete nella pubblicità all'interno di Casa Peiretti vogliono dire garanzia, perché o testo con mano o non faccio lo sponsor. Quindi ok. Legga. Ciao Enrico, ciao Martina, viva Casa Peiretti, viva il canto, un abbraccio da Robby75, PS e bacioni a Blasone e Bruno. Ciao Blasone, ciao Bruno, te li saluto perché sono lì davanti a noi. Ciao Robby, grazie, sei bravissima, complimenti, una buona serata a voi da Nicole e Anto da Venaria. Ciao Nicole. Ciao Anto e salutiamo tutta Venaria all'ascolto, almeno stavolta sei il NEC di Rete 7. Io devo crederci e mettere sul 13 e ci credo, tu lo sai perché sei bello dentro e fuori, sopra, sotto e tutto intorno, perché sei bello non solo fuori ma anche dentro, dalla testa ai piedi, tutto quello che ci circonda. Ciao Mary, da Lore di Brandizzo. Ragazza mia, sei fantastica. Baci. Mamma mia! Cos'è questo messaggio? Cos'è? Ciao Enrico, vorrei fare i complimenti a Martina per la sua bravura. È qui, e il suo sorriso smagliante. Siete meravigliosi. Massimo da Carmagnola. Grazie, Massimo, grazie. guarda i complimenti che arrivano da Massimo, il nostro amico Massimo. Titti e Giovanni ci scrivono: se un messaggio e un applauso per Martina, ci stiamo spelando le mani. Sei fantastica. Un saluto a tutta Casa Peiretti e Perettini. Wow. Grazie mille. Sei bellissima. Da Nicole. Grazie. Oh, che ondata d'affetto. Leggili. E anche stasera sono sul 13 per cantare con voi. Silvia da Montalciata.
Ottima, Grazie Silvia. ottima idea. Brava, brava, brava. Grande Martina con la sua voce calda, regali grandi emozioni. Saluti dal Salento, da Tita. Ciao Tita. Ciao, grazie. Dove di preciso è Salento? Dove sarà? Lecce? Lecce. Proprio. Ciao a tutti. Vai. Ciao a tutti, complimenti alla sempre fantastica Martina con la sua balorda nostalgia. Daniele d'Alessandria. Ciao Daniele. Ciao Dani. Grazie Alessandria. Martina, sei sempre più brava. Saluti dal Salento, zia Alieta. Sì. Ma che nome strabello, zia Alieta. Sono Alieta, Arianna e Aldebara. Ok, perché volevano fare 3 nomi con Sì. la. Ce n'era di più facili. Vabbè, ma però, può essere. però belle lo stesso. Martina, sentirti è sempre una grande emozione. Zio Cocco da Lecce. Un nome normale ce No, l'ha? si chiama Egidio, ma Cocco è il soprannome che gli ho dato io quando ero piccola. Ciao Cocco, posso chiamarlo Sì. anch'io Cocco? Ciao Cocco! Complimenti a tutti, soprattutto Martina, voce calda e sorriso meraviglioso. E saluti da Lecce, Mary. Uno normale, Grazie. ce l'abbiamo, Mary. Sempre da Lecce, tutti bravi, ma Martina è il nostro cuore. Egidio da Struda, provincia di Lecce. Struda, ho detto Struda. giusto? Struda. Ciao Egidio. Grazie Enrico, grazie Martina, grazie per quel che non si dice, una delle più belle canzoni degli Amici per sempre. Concordo. In questo caldo portate un po' di freschezza. Claudio da Dogliani. Sono contento che Portiamo freschezza, perché noi vorremmo un sarà po'. una decina di messaggi che ci prendono per un pinguino dell'onda. Però grazie amici, grazie. Anche stasera con Casa Peretti. Ciao da Federico. Grazie Ciao, Federico. grazie. Grazie. Buonasera Casa Peretti, siamo Alice e James da Polonghera. Ci siamo sposati il 23 maggio, auguri! E abbiamo fatto un bellissimo viaggio di nozze a Barcellona. Un abbraccio a tutti. Allora, domani sera vorrei le foto del vostro viaggio di nozze a Barcellona e io provo a improvvisare un brano inerente al matrimonio. Quindi organizziamo così, voi mandatele. Ciao Enrico, saluti da Napollino. Ragazzi, non c'è più tempo, regia. Mi sono volato il penultimo messaggio, lo vado a vedere tra mezz'ora sul canale 83. Non perdetevi neanche la replica di questa puntata. Grazie Martina, ci vediamo Grazie la prossima a voi. settimana. La prossima? La prossima, quella dopo ancora. La prossima. Grazie prossima. Paolino. È finito il tempo. Ciao a tutti. Ciao.